L'assessore regionale Falcone annuncia finanziamenti per la vecchia chiesa madre. Un busto scoperto a Canicattì in ricordo del giudice beato. Ai nostri microfoni il vicepresidente Mimmo Gueli. L'acqua continua a perdersi per strada nel totale silenzio delle istituzioni. Calcio e mezza maratona domenica ad Agrigento. Bentrovati con TVA Notizie. Sopralluogo a Montevago dell'assessore regionale Marco Falcone nel cantiere della vecchia chiesa madre. Annunciato un finanziamento di 1,5 milioni di euro. Il servizio e le interviste di Arturo Cantella. A Montevago con l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone si è svolto un sopralluogo al cantiere della vecchia chiesa madre dove sono in corso i lavori di recupero e catalogazione. L'assessore ha annunciato anche un finanziamento di circa 1,5 milioni di euro per la messa in sicurezza e la fruibilità ai fini turistici. Un ringraziamento è avvenuto da parte dell'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, nonché sindaco di Montevago. Ringrazio l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone per aver assunto questo impegno a margine di un sopralluogo. Oggi siamo qua, invitato e ringrazio il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo per aver voluto la presenza mia e quindi anche del governo regionale qua a Montevago, dove abbiamo voluto investire nella riqualificazione, nella ripresa, nella riscoperta di quelle parti, di una parte importante della vita ante terremoto. E questa chiesa, questa meravigliosa chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo, che abbiamo riportato grazie al lavoro di un'impresa ma alla volontà determinata del sindaco, l'abbiamo riportata alla luce, alla fruizione di tutti i cittadini di Montevago e non solo. Questo proprio perché dalla propria storia, dalla propria memoria deve nascere anche una prospettiva per il futuro, per tanti giovani che devono comprendere come si viveva qua in questa meravigliosa cittadina, in questo meraviglioso contesto. Il nostro impegno è stato prima per riportare alla luce dalle macerie questa meravigliosa struttura religiosa, dopo invece c'è un secondo finanziamento di circa 1,5 milioni di euro che servirà per metterla ulteriormente in sicurezza, per sistemarla e per preservarla per i prossimi decenni. La riqualificazione urbana passa anche dalla riqualificazione abitativa, da una importante politica abitativa, soprattutto di quegli immobili di edilizia residenziale economica come quelli che abbiamo nel nuovo centro di Montevago. Abbiamo preso un impegno, al sindaco abbiamo promesso e ritorneremo per questo motivo, cara Margherita, ritorneremo fra alcuni mesi qua a Montevago quando ti porteremo il decreto di finanziamento, degli immobili di via 15 gennaio, le 2 stecche che saranno riqualificate nella parte esterna, quindi tutti i prospetti, ma anche alla base, laddove dobbiamo riqualificare tutte le parti diciamo così accessorie esterne e in più anche uno sguardo agli stessi infissi. Insomma, vogliamo rendere più vivibile e migliore la qualità della vita di queste persone che abitano in queste palazzine. Ringraziare l'onorevole Marco Falcone, assessore alle infrastrutture e alla viabilità, per l'attenzione, e quindi il governo Musumeci, per l'attenzione che ha riservato verso questo territorio del Belice tutto e nello specifico per Montevago. Oggi con l'assessore, oltre alla chiesa, prima di venire qua abbiamo fatto anche un sopralluogo per quanto riguarda invece le abitazioni di edilizia popolare. Anche lì l'assessore ha constatato uno stato di degenerazione che c'è, e visto che nel nostro programma abbiamo parlato di rigenerazione urbana, la rigenerazione non può passare se non anche e soprattutto attraverso la riqualificazione di quelle abitazioni. Quindi anche questo è un impegno che ho chiesto all'assessore, sono certa che ci darà una mano. Scoperto a Canicattì, alla presenza dell'assessore regionale Marco Zamputo, un busto del giudice beato Rosario Livatino. Lino Costanza, conosciuto per
aver portato a Canicattì oltre un decennio fa il Carnevale, per aver realizzato il murales del Ponte di Ferro, insomma un vero e proprio artista che dimostra tutta la sua bravura anche nella realizzazione di questo busto in bronzo dedicato al Beato Livatino. Sì, hai detto bene, ho fatto diverse opere, mi sono speso tanto per la città, continuo a spendermi grazie anche all'aiuto di chi sponsorizza, di chi accetta le proposte, di chi insomma dà, diciamo, forza alla realizzazione anche di tutte le idee che uno ha, non solo mie ma anche degli altri artisti. Un'opera che è stata finanziata dalla Banca di Credito Cooperativo San Francesco. Sì, è un'opera che è realizzata dalla Banca San Francesco. Ho avuto modo anche di conoscere il presidente Di Giacomo. Però diciamo che l'idea nasce al laboratorio, la proposta l'ho fatta poi al sindaco Ettore Di Ventura, che ha preso la palla in balzo, diciamo che è piaciuto tanto, e come sponsor ha trovato la disponibilità di questa banca, che oggi abbiamo realizzato un sogno per la città di Canicattì. Vogliamo parlare del materiale usato? Materiale usato è un bronzo, è una lavorazione fatta come i vecchi procedimenti che facevano per farti capire le campane, è stata fatta a cera persa e c'è stato un lavoro abbastanza lungo. Durato quanto, Lillo? 4 mesi. Presidente, avete finanziato interamente quest'opera che ritrae il Beato Rosario Angelo Livatino. Avete creduto fortemente in questa opera? Abbiamo finanziato, più che finanziato, praticamente è il desiderio sicuramente dei canicattinesi, i nostri soci, i nostri clienti, che praticamente ci tengono alla figura del Beato, e quello di ricordare anche i figli migliori di Canicattì. Diciamo che siamo onorati di regalare alla cittadinanza questo busto e questo monumento del Beato Livatino, perché sia di esempio e di sprone per i giovani di Canicattì e anche di fuori Canicattì. Una banca sempre presente sul territorio. La banca è presente sul territorio, e diciamo che siamo stati anche spinti perché diciamo che abbiamo qualcosa in comune. Non dimenticate che le casse rurali nel loro sorgere anzi, sono state anche funestate da diversi omicidi e quant'altro, di preti coraggiosi che praticamente sposavano la causa dei contadini e soprattutto sempre combattendo per combattere l'usura e le prepotenze dei potenti. Sindaco, un altro riconoscimento nei confronti del Beato Rosario Angelo Livatino. Sì, grazie alla generosità della Banca San Francesco, tra l'altro nella ricorrenza del 120° anniversario della Costituzione, l'unica banca locale che è rimasta a Canicattì, grazie all'opera del maestro Costanza e alle ditte che ci hanno dato una mano nella realizzazione, la ditta Manna e la ditta Di Pasquale. Lasciamo in questo anno importante per la nostra comunità, che ha visto la beatificazione del giudice Rosario Livatino, lasciamo un segno tangibile, quindi scopriremo stamattina il busto che raffigura il Beato Rosario Angelo Livatino, e che è appunto un segno importante per la città, posta al centro della città, che guarda con speranza la rinascita di questa nostra comunità. Come è venuta questa idea, signor Sindaco? È un'idea alla quale lavoravamo da tempo, e abbiamo appunto colto l'occasione del 2021 della beatificazione per realizzarla. C'è stato qualche piccolo ritardo, era nostra intenzione farlo durante la settimana dedicata ai giudici Livatino e Saetta, però non è mai troppo tardi, ed è giusto appunto che la città di Canicattì ricordi il suo beato, ricordi il giudice Livatino per l'opera che ha compiuto, in modo tale che tutti possano ricordarsi di lui e essere grato per quello che ha fatto.
Onorevole Assessore, oggi la svelatura di questo busto che ritrae il Beato Rosario Angelo Levatino, un momento per tenere anche alta e viva la memoria e il ricordo. È un momento nel quale la Sicilia, la città di Canicattì, ricorda uno dei suoi figli migliori. Lo ricorda attraverso questo busto che viene realizzato e soprattutto viene messo in un posto centrale della città di Canicattì. Rappresenta non soltanto onorare la memoria, ma soprattutto rappresenta un momento con il quale ogni giorno dover fare i conti con la propria coscienza nel andare avanti nella retta via. Un momento dedicato anche alle future generazioni. Assolutamente sì, è un esempio, è un modello di riferimento per le nuove generazioni, devo dire, e non solo per le nuove generazioni, è un modello di riferimento per una società che vuole andare avanti e vuole andare avanti con coraggio, con correttezza e con determinazione. Sul nuovo distretto turistico Valle dei Templi ascoltiamo oggi il vicepresidente nonché sindaco di Santa Elisabetta Mimmo Gueli, Arturo Cantella. Vicepresidente del distretto DMO, una battuta: come valuta questa nuova figura, diciamo, che subentra al fallimentare distretto turistico? Allora, è un'evoluzione, è un passo avanti nel disegno di riordino generale che l'assessorato ha voluto mettere in atto negli ultimi anni. Si introduce in prospettiva come nuovo orizzonte da parte del distretto turistico di Agrigento questo approccio verso la DMO, un approccio nuovo, un approccio moderno e certamente che vede protagonisti le amministrazioni, quindi io parlo da sindaco, da vicepresidente, con il coinvolgimento dei comuni, Agrigento come comune capofila, i comuni secondari, ma la parte preponderante la stanno mettendo su i privati, gli operatori turistici, le associazioni di categoria. Un lavoro di sinergia, un lavoro che diciamo, intraguarda una nuova strategia che è quella della strategia di rete. Abbiamo ora un nuovo strumento a disposizione anche con meccanismi di finanziabilità che ci potranno certamente portare anche a sviluppi ulteriori nell'utilizzare le risorse messe al punto dal Piano Nazionale di Sviluppo e Resilienza. Tante sono le argomentazioni di cui oggi abbiamo parlato. Ringrazio io anche da parte del distretto, da parte dei comuni tutti, la presenza dell'assessore regionale, la presenza anche della struttura di collaborazione che ha fatto un notevole sforzo a raccordarsi con il distretto e a diciamo, avallare la nostra proposta di piano operativo, di un piano turistico che abbiamo presentato, e tra le prime diciamo, realtà territoriali abbiamo avuto assecondato questo riconoscimento che ci sprona, ci fa guardare avanti veramente con particolare attenzione verso uno sviluppo tanto agognato e che ora sta a noi mettere in atto in una realtà che tutti conosciamo bene, ci vede certamente non in modo felice nei posti delle classifiche nazionali. Quindi c'è tanto da fare, di questo ne siamo convinti e siamo pronti a scommetterci. L'acqua pubblica si perde per strada, a nulla sono servite le segnalazioni e potrebbe intervenire la Procura della Repubblica. La vergognosa situazione a Fontanelle. Vediamo. Sono i primi effetti dell'acqua pubblica, dice qualcuno, visto che da Fontanelle arriva una brutta storia legata ad una burocrazia esasperante che la dice lunga proprio sul nuovo servizio idrico. Oggi vi mostriamo delle immagini diffuse dal Comitato di Quartiere Fontanelle Insieme per segnalare ancora una volta come l'acqua si perda per strada rischiando il cedimento del manto stradale nel silenzio più assoluto. Una vergogna, insomma, una grande vergogna che non si riesce a superare. L'AICA, ci dice Vito Lauricella, presidente del comitato di Fontanelle, ci rimanda al comune, perché adesso sono gli operai del comune che dovrebbero intervenire. Ma chissà che non intervenga prima la Procura della Repubblica, alla quale è stata inviata per conoscenza la segnalazione dei guasti. Segnalazione che da parte degli enti preposti, tra cui l'AICA, non ha avuto ancora alcun seguito, con la conseguenza che vi mostriamo. Forse è il caso di ricordare che si tratta di acqua che si farà pagare agli utenti. Una vicenda tutta da seguire e noi la seguiremo.
Alla carica di assessore al turismo del comune di Agrigento per Francesco Picarella si aggiunge quella di assessore alla polizia locale. La nomina intanto blocca qualsiasi tentativo di rimpasto in giunta. L'assessore Picarella in tema di polizia locale sembra avere le idee abbastanza chiare, potendo contare, come puntualizza, su agenti valorosi e all'altezza. Insomma, per Agrigento è un buon segnale per cercare soprattutto di garantire i servizi essenziali affidati alla polizia locale. In Consiglio Comunale a Messina si partecipa solo con il Green Pass, multe per i consiglieri senza certificazione. Ascoltiamo il Presidente del Consiglio Comunale di Messina. È stato chiarito che non si può impedire al consigliere comunale di entrare in aula e svolgere la propria attività, però è stato chiarito anche che in assenza di Green Pass il consigliere comunale può essere soggetto a sanzione così come qualsiasi altro soggetto che deve rispettare quindi le regole. In assenza di Green Pass il consigliere comunale può essere multato secondo quello che prevede la legge. Se comunque l'accesso non può essere impedito ma può essere sanzionato, è ovvio che faremo in modo che comunque i colleghi abbiano tutti il Green Pass o comunque abbiano fatto il tampone, tutto ciò che prevede la normativa. Per quanto mi riguarda io sono d'accordo che il politico sia equiparato a qualsiasi altro lavoratore in tal senso, anche se non si può considerare un lavoro. Quindi io ritengo che sia giusto che anche chi fa politica, chi viene in consiglio comunale, viene in commissioni, lo faccia avendo comunque il Green Pass, quindi avendo fatto o i vaccini o il tampone così come previsto. So che la gran parte dei consiglieri comunali è tutta vaccinata, però dico nel dettaglio su 32 non le so dire chi ce l'ha e chi non ce l'ha. So che la maggior parte ce l'hanno. Nonostante il Green Pass restano in vigore con quelle norme del distanziamento in aula, si continua a lavorare secondo le indicazioni che sono state date dal governo? Sì, certamente con la mascherina, anche se l'aula è molto grande, io obbligo i colleghi a rimanere con la mascherina e a mantenere il distanziamento sociale, certamente. Un tir in manovra nella rotonda Petrusa si è ribaltato facendo temere il peggio, ma per fortuna nessun danno per il conducente e per chi stava transitando in quel momento, ma la paura è stata tanta per il boato creato dal mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Al Cinema Vittoria di San Giovanni Gemini, sabato alle 18, a cura dell'associazione Solide Ali, si terrà il primo memorial al dottor Francesco Losardo nell'ambito della campagna di prevenzione del tumore al seno. Interverranno i direttori delle unità operative dell'ospedale di Agrigento, Antonino Savarino, Francesco Amato, Giuseppe Adelfio, Michele Bono e Gabriella Bella. Franco Losardo, scomparso recentemente, è stato un oncologo apprezzato per le sue doti professionali e per la grande disponibilità. L'avvocato di Pieramaggio, Giacomo Frazzitta, rischia un procedimento disciplinare, ma lui replica di avere sempre rispettato le regole. L'Associazione Nazionale Magistrati di Palermo ha inviato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala una nota in cui chiede di valutare l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di Giacomo Frazzitta, penalista di Marsala, che difende Pieramaggio, la mamma della piccola Denise scomparsa il 1 settembre 2004 da Mazzara del Vallo. La ANM sollecita l'attenzione dell'Ordine, in particolare sulle parole pronunciate contro i magistrati da Frazzitta al telefono con una sedicente testimone del caso Denise. Il presidente degli avvocati di Marsala dovrà però trasmettere l'esposto ai colleghi di Caltanissetta, visto che Frazzitta è consigliere dell'ordine a Marsala. Saranno poi i legali nisseni, dunque, attraverso il loro collegio di disciplina, a fare l'istruttoria, chiedendo anche alla procura la trasmissione degli atti. Sono puerili, perché i magistrati fanno schifo, cara signora, diceva infatti Frazzitta alla Teste, poi rivelatasi falsa, non sapendo che la telefonata era intercettata.
I magistrati fanno schifo in Italia, lo dobbiamo dire, sta succedendo anche nel caso Denise. Se ne stanno andando a indagare la collega. Qual è l'urgenza? Il riferimento è all'inchiesta sull'ex PM Maria Angioni, che dopo aver denunciato depistaggi sull'inchiesta originaria sulla scomparsa di Denise, si è ritrovata indagata per false informazioni al PM. Le parole di Frazzita sono così finite nella richiesta di archiviazione dell'indagine sulla scomparsa di Denise, aperta dai PM di Marsala, a carico tra gli altri di Anna Corona, ex moglie del padre naturale della bambina, e di una coppia di romani che, mentendo, aveva raccontato di essere a conoscenza di particolari utili all'inchiesta. Nel provvedimento la procura chiede l'archiviazione per i falsi testi Antonella Allegrini e Paolo Erba, perché smascherati da una serie di accertamenti al riscontro delle loro dichiarazioni, hanno confessato di aver mentito, facendo venir meno così il reato di false dichiarazioni a PM. Dopo aver scoperto le menzogne dei due PM li convocarono. La donna, terrorizzata, chiamò Frazzita, le loro telefonate vennero intercettate. L'avvocato, anziché assumere un atteggiamento neutro e di prudenziale attesa, non potendo essere a conoscenza della falsità delle dichiarazioni della donna, hanno scritto i PM in una durissima parte dedicata proprio al legale Frazzita. Reagiva con rabbia, esprimendo giudizi pesanti sui magistrati. Spaventata dalla convocazione in procura e avendo capito che i magistrati non credevano al suo racconto, Allegrini, inoltre, telefonò a Frazzita dicendogli che non avrebbe potuto presentarsi a Marsala perché doveva andare in vacanza, e aderendo criticamente alle ragioni della donna, tra le quali quella di non volersi presentare a Marsala perché la cosa avrebbe potuto compromettere una vacanza, scrivono ancora i PM nella richiesta di archiviazione. Frazzita la invitava ad addurre fantomatiche urgenze di lavoro. Lei la cosa della vacanza non ce la deve dire, per favore, non gliela dica, la prego, ascolti quello che le dice un fratello. Le devi dire che avete impegni importanti, le dice l'avvocato, che prosegue riferendosi ai PM. Hanno un'arroganza che sono capaci di arrestarmi, loro sono i padroni del mondo. L'archiviazione infine è stata chiesta anche per Anna Corona, sulla quale, nonostante siano state fatte accurate indagini, non sarebbero emersi mai elementi utili a sostenerne la cosa. Tre imprenditori di Portorosa di Furnari nel Messinese indagati dalla Guardia di Finanza. Vediamo. 3 imprenditori del Messinese sono stati destinatari di un'ordinanza di interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa e professionale in qualsiasi forma per la durata di 1 anno. Nell'ambito della stessa operazione sono stati sottoposti a sequestro beni per un valore di 135.000 euro. Il provvedimento cautelare, basato su imputazioni provvisorie e che dovranno comunque trovare conferma in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio, è stato emesso dal GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, in relazione a un grave e convergente quadro accusatorio. È stato individuato un presunto sistema di frode che ha indebitamente fruttato agli indagati la percezione di ingenti fondi pubblici. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Patti, che ha focalizzato l'attenzione investigativa sul rinomato complesso turistico di Portorosa a Furnari. Le Fiamme Gialle hanno notato una serie di anomalie relative a una società attiva nel settore turistico marittimo, che aveva richiesto e ottenuto un finanziamento agevolato di quasi 135.000 euro. L'avvio di più penetranti approfondimenti disposti dall'autorità giudiziaria barcellonese nei confronti di 3 imprenditori di 39, 55 e 43 anni, oggi destinatari della misura interdittiva, nonché nei confronti della società ai medesimi riferibili, ha fatto emergere una serie di anomalie. Per ottenere un finanziamento la società aveva un progetto di investimento finalizzato al noleggio imbarcazioni per gite turistiche e escursioni. Per dimostrare l'effettività dell'investimento programmato, gli imprenditori, secondo l'accusa, avevano falsificato l'autorizzazione di agibilità di un immobile attraverso una lettera riproducente illecitamente il logo del comune di Furnari, giungendo persino a produrre un contratto di locazione commerciale riportante, anche in questo caso falsamente, il timbro di registrazione dell'Agenzia delle Entrate di Barcellona Pozzo di Gotto.
Gli elementi via via acquisiti hanno consentito al competente GIP del Tribunale di Barcellona, sulla scorta del convergente e grave quadro indiziario documentato, di disporre le odierne misure interdittive nei confronti dei soggetti di riferimento della società, nonché il sequestro per equivalente del contributo a fondo perduto illecitamente ottenuto. Le trattative condotte dai capi detenuti venivano contemporaneamente eseguite con piena condivisione da parte dei capi Libertà nel corso di summit di mafia ai quali, come risulta da una intercettazione del 2006, partecipava anche Bernardo Provenzano, il quale per un verso rassicurava tutti sul fatto che bisognava avere pazienza perché la normativa sull'ergastolo ostativo sarebbe stata smantellata così come era stato garantito. A scendere sulla vicenda sono i colleghi de Il Dubbio, i quali si rifanno alle parole del magistrato Roberto Scarpinato pronunciate la scorsa settimana dinanzi alla Commissione Giustizia della Camera. Si tratterebbe, se così fosse, di una intercettazione clamorosa. Se corrisponde alle esatte parole riportate da Scarpinato, è una prova quasi decisiva dell'avvenuta trattativa. È la prima volta che si sentirebbe parlare direttamente dalla bocca di un boss di grandissimo calibro dell'avvenuto patto con lo Stato volto a garantire benefici alla mafia. Il Dubbio, così apprendiamo, è interessato ad avere questa intercettazione che però non risulta essere stata prodotta nei processi. Ad avvalorare l'intercettazione sono più punti. Uno è ovviamente il processo sulla trattativa fra Stato e mafia, l'altro è il Mori Obinu, processi entrambi sostenuti e persi dalla pubblica accusa rappresentata proprio dal magistrato Scarpinato. Soprattutto per il Mori Obinu una intercettazione di tale portata avrebbe potuto avere effetti devastanti. Parliamo del processo sulla cosiddetta mancata cattura di Provenzano. Secondo l'accusa, nell'ottobre del 1995, pur essendo a un passo dalla cattura del boss corleonese, grazie alle rivelazioni del confidente Luigi Ilardo, gli ex Ross Mario Mori e Mauro Obinu non fecero scattare il blitz che avrebbe potuto portare all'arresto del capomafia, garantendogli così un'impunità che sarebbe durata fino al 2006. Sono stati assolti con formula piena, eppure questa intercettazione inedita segnalata dall'ex capo della Procura Generale di Palermo avrebbe potuto rafforzare l'idea di una presunta impunità garantita a Provenzano. Non solo, anche per il processo trattativa questa intercettazione sarebbe stata importante. Il teorema era sconfessato dalla sentenza di appello, narra che Provenzano, dopo le stragi del 92, sarebbe entrato in gioco e avrebbe consentito la cattura di Totorina con la complicità degli ex Ross, pretendendo tra l'altro che il covo del capomafia venduto non fosse perquisito. Ma se esiste una intercettazione del 2006 dove si sente Provenzano dire che lo Stato gli avrebbe garantito lo smantellamento dell'ergastolo ostativo, potrebbero cambiare le carte in tavola. L'intercettazione è clamorosa anche per altri due motivi. Uno riguarda la voce di Provenzano. Risulta, almeno secondo il racconto ufficiale, che sta sentita per la prima volta l'11 aprile del 2006, ovvero quando Zubin viene catturato. Nei mesi precedenti alla cattura gli inquirenti hanno compiuto intercettazioni alla casa della famiglia del padrino. A tradirlo fu la Biancheria, il gruppo guidato da Renato Cortese, composto da 27 uomini e una donna, riuscirono a trovare il luogo della latitanza dopo aver seguito un uomo che uscì dalla casa della famiglia di Provenzano e che trasportava della Biancheria pulita. Secondo la versione ufficiale parliamo di un'inchiesta portata avanti non grazie alle rivelazioni dei pentiti o intercettazioni nei confronti del boss mentre partecipava ai summit di mafia, ma con un'attività investigativa classica. Parliamo di pedinamenti oppure di seguire le strade percorse dei famosi pizzini, i pezzi di carta con cui il boss, prudentissimo, attentissimo a non usare mai telefoni e cellulari, comunicava con la famiglia e affiliati. Anche al momento dell'arresto Provenzano ne aveva alcuni in tasca. Il termine ergastolo ostativo è stato coniato nel 2010 dalla giurista Andrea Pugiotto. Per essere ancora più precisi però ci viene in aiuto l'ex ergastolano ostativo Carmelo Musumeci.
A Il Dubbio racconta che fino a meno di 10 anni fa nessun detenuto, condannato all'ergastolo per reati di mafia, si era reso conto di cosa prevedesse tale norma nata dopo la strage di Capaci. Uno dei primi a rilevare la criticità dell'ergastolo ostativo è stato il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, presieduto da Paolo Canevelli. Esiste una intercettazione, almeno secondo quanto ha riferito il magistrato Scarpinato in Commissione Giustizia, dove proprio Provenzano avrebbe coniato il termine ergastolo ostativo. Nel 2006 non lo conoscevano i giudici, gli avvocati e nemmeno i detenuti stessi, ristretti nelle carceri. Il boss, detto anche Utrattori, risulterebbe quindi un fine conoscitore della dottrina. Ha coniato il termine anni prima dei giuristi. Sono parole clamorose. Se letterali così come riportate proprio da Scarpinato, l'intercettazione andrebbe fatta leggere e messa a disposizione soprattutto dai politici. C'è poi chi, come soprattutto il Movimento 5 Stelle, vuole restaurare l'ergastolo ostativo, soprattutto sulla base di racconti proprio di questo tipo. Una delegazione della UGL Salute ha incontrato i rappresentanti dell'AIOP nazionale per il rinnovo del contratto riguardante il personale delle RSA. Accogliamo positivamente la volontà dell'apertura del tavolo di concertazione, dicono il segretario e il vice segretario nazionale Giuliano e Urzì. La strada, aggiungono i sindacalisti, è ancora lunga, ma auspichiamo che si possa giungere presto ad un accordo. E adesso pausa per la pubblicità. Tra poco, linea alla regia. Siamo giunti alla pagina sportiva. Carmelo Lentini ci parla di ricorsi che riguardano ancora l'Acragas e poi di calcio giocato. Un altro risultato non omologato nel campionato di eccellenza Girone A e che riguarda ancora una volta l'Acragas. Questa volta però a preannunciare il reclamo è proprio la compagine dei Templi in conseguenza della gara disputata a Paceco contro il Dolce Onorio Marsala è terminata come si sa 0-0. Del comunicato ufficiale emanato dalla Lega Sicilia infatti si legge testualmente: preso atto del preannuncio del ricorso da parte della società Acragas 2018 SRL ai sensi dell'articolo 6.7 si riserva decisione di merito. Al momento non è chiaro cosa sia successo, se si tratta di un difetto di tesseramento o altro. Proprio la scorsa settimana, in occasione della sfida Parmonval Dolce Onorio Marsala, la squadra di casa aveva presentato un reclamo per la posizione di tesseramento di calciatori partecipanti alla gara, per cui anche in questo caso l'organo di giustizia sportiva sospendeva l'omologazione della gara in attesa di verifiche. Esperiti gli opportuni accertamenti presso il competente ufficio tesseramento del Comitato Regionale Sicilia, è emerso che tutti i calciatori della società Dolce Onorio Marsala, sanzionati in occasione della gara, risultavano regolarmente tesserati, per cui si è dato atto al risultato conseguito in campo, che poi è stata vittoria per la Parmonval. Anche in questo caso il reclamo era stato presentato all'arbitro prima dello svolgimento della gara. A questo punto, se quello presentato dall'Acragas rispecchia quello della Parmonval, non succederà nulla e farà fede il risultato conseguito in campo, cioè lo 0-0. Se poi si tratta di qualcos'altro del tipo squalifica o numero di matricola errata, il discorso cambia. Nel primo caso arriverebbe la vittoria a tavolino, nel secondo probabilmente una semplice multa per la squadra di casa. Entro alla prossima settimana ci sarà il verdetto finale del giudice sportivo, dopo le opportune verifiche. Intanto, domenica prossima la squadra di Giuseppe Anastasi giocherà all'Esseneto contro il Forte Mazzara. Rientrerà a giocare il centrocampista Majorano, che ha terminato di scontare le 2 giornate di squalifica. Intanto in Serie D Girone I si è giocato il turno infrasettimanale. Il Lecate, impegnato al Dino Liotta, ha piegato il San Luca con il risultato di 2-0. Il gol del vantaggio è stato siglato dall'ex giovane biancazzurro Minacori, mentre il raddoppio è stato di Samac.
Da sottolineare che la squadra di Pippo Romano ha dovuto giocare in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Gabriele Aprile, altro calciatore che in passato ha vestito la maglia dell'Acregas. Grazie a questa vittoria il Licata sale a quota 7 in una zona tranquilla di classifica generale e domenica prossima sarà ospite del Lamezia che ha gli stessi punti. Torna ad Agrigento domenica la mezza maratona della Concordia. Arturo Cantella ha seguito la conferenza stampa di presentazione. 17ª edizione della mezza maratona, domenica appuntamento con tantissimi, un centinaio di atleti che hanno aderito all'invito, segno di una manifestazione che è in continua e costante crescita. Qual è il segreto di questa importante aumento di fan, di persone, di atleti che vengono ad Agrigento, Presidente? Il segreto probabilmente è la nostra accoglienza, il nostro modo di fare, incoraggiamo tutti quanti e poi abbiamo un percorso che è unico. Passiamo sulla Via Sacra dove ci sono i templi meravigliosi e gli atleti, nonostante c'è una salita per arrivare alla zona della Via Sacra, sono ripagati di questa fatica attraversando la Via Sacra. Di questo dobbiamo ringraziare l'Ente Parco che ci ha dato da sempre disponibilità per poterlo attraversare in sicurezza e quest'anno saremo anche noi in sicurezza perché ci sono delle normative anti-Covid che sono stabilite dalla FIDAL e che noi rispettiamo pienamente. Abbiamo 930 iscritti, come diceva lei, questo è un successo che la nostra gara riesce a mantenere. Siamo passati da 1.500 dell'edizione precedente, in tempi di Covid siamo 930. Sicuramente è un evento che accoglie tanti consensi sia a livello siciliano ma anche a livello italiano. Abbiamo iscritti da tutta Italia. È importante che i cittadini di San Leone e di Villaggio Peruzzo sappiano che domenica 10 dalle ore 8:30 alle ore 11 tutta la viabilità è bloccata, però ci sono delle vie alternative da cui possono benissimo allontanarsi dalle loro abitazioni. Quindi domenica 10 ottobre alle ore 8:30 parte la nostra gara. Una novità di questa gara, sempre per andare incontro ai nostri atleti, quest'anno grazie alla disponibilità di un nostro medico runner, il dottore Farrugia, che qui me lo ricordo perché ce l'ho davanti agli occhi, grazie alla disponibilità del dottore Farrugia avremo un medico che correrà la 21 km ed è dotato di tutte le attrezzature necessarie per poter assistere. Ci auguriamo che non faccia nessun tipo di assistenza. Il dottore Farrugia è un anestesista, quindi sicuramente è un esperto in queste cose. Correrà assieme agli atleti e cercherà di incoraggiarli e speriamo che il suo intervento sia solo una bellissima corsa e non l'altro. Quindi domenica 10 ottobre 8:30 si parte da San Leone, Viale Falcone Borsellino. Ecco, un evento che voi avete sposato come assessorato al turismo. Sì, diciamo che noi non ci potevamo tirare indietro dietro questa grande manifestazione che è stata organizzata della mezza maratona dal dottore Calamita e abbiamo dato questo contributo, un contributo che serve veramente per ripartire. Prima di tutto dobbiamo dire ripartire, dopo 1 anno e mezzo di pandemia è giusto che era arrivato il momento, era arrivato il momento di dare dei segnali importanti e quale meglio di questo come segnale. Quindi da parte nostra c'è non solo la disponibilità ma anche la volontà di crescere e di fare di nuovo altre iniziative. Del prossimo anno pensiamo di dare un contributo maggiore anche per dare la possibilità di fare crescere questa manifestazione. È 17 anni che noi inseguiamo l'assessorato al turismo per poter essere degnati di attenzione. Questo è il primo anno che grazie a Lillo Pisano abbiamo questa attenzione e come dice lui il contributo che loro daranno servirà a noi per poter potenziare questa squadra. Quello che molti politici, e questo me ne rammarico, non comprendono oppure sono distratti da altro, è che queste manifestazioni sportive, non solo la nostra, le manifestazioni sportive in genere non sono solo manifestazioni sportive, sono manifestazioni turistiche, portano persone, noi portiamo 900 persone e un po' di familiari nella nostra città.
Di questi una buona parte dormono, mangiano, vivono qua, apprezzano le nostre bellezze. Quindi potenziando la nostra gara, se l'assessorato al turismo continuerà a sostenerci, noi avremo la possibilità di arrivare a 2000 iscritti, il che significa non è più una garetta, diventa business, come fanno a Roma, come fanno a Milano, come fanno a New York, come fanno nelle grandi città. E Agrigento è una grande città e merita attenzione. Una bella manifestazione che attira tantissimi atleti da tutta la Sicilia, siamo a circa 1000 partecipanti, cui il comune di Agrigento ne va fiero, Sindaco. Sì, sicuramente è una manifestazione unica, ha detto bene, quasi 1000 partecipanti. È una manifestazione sportiva, naturalmente ci sarà tanta gente che verrà anche fuori dalla nazione italiana. È importante perché naturalmente finalmente è un segnale post-pandemico, si sta uscendo da questo dramma della pandemia, è un momento di aggregazione, ma la cosa importante per Agrigento è che è un momento di turismo. Finalmente quel fenomeno degli escursionisti sta iniziando a cambiare, perché questa gente resterà almeno 48 ore qui ad Agrigento, occuperà i B&B, occuperà gli alberghi, occuperanno i ristoranti, i pub, i bar di Agrigento. Questo per me è anche importantissimo. È vero sì che è una manifestazione sportiva, però una manifestazione sportiva che si associa anche a una manifestazione culturale, turistica e economica. Un impegno importante, l'organizzazione da parte del Lions Club Agrigento Oss della mezza maratona, un evento che riscuote tanto successo non solo al nostro Agrigento ma in Sicilia, considerando gli atleti che ogni anno vi partecipano, e poi siamo giunti alla 17ª edizione. Il Lions Club Agrigento Ost organizza insieme all'associazione GS Valle dei Templi la 17ª edizione della Mezza Maratona della Concordia, una manifestazione sportiva che naturalmente oltre a promuovere lo sport e la salute e il benessere delle persone. Bene, era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e arrivederci.